diffusi lungo tutto il tracciato, per la prima volta raccolti in questa mappa che fotografa i 70 chilometri della Treviso-Ostiglia. Per il terzo anno consecutivo, dal 3 al 5 maggio, torna il Treviso-Ostiglia Fest, che si svolge lungo la ciclabile che tocca le province di Treviso, Padova e Vicenza, e dentro fine anno anche Verona, meta degli amanti delle due ruote, ma non solo. Noi in questo momento stimiamo per difetto circa 800.000 passaggi, abbiamo in animo di mettere in campo tutta una serie di strumentazioni di identificazione e di conteggio appunto dei passaggi e di qualificazione di chi è l'utente della Treviso-Ostiglia, che però ha una duplice faccia: da un lato un luogo attrattivo per i turisti e di passaggio perché è un asse est-ovest che taglia il nord Italia, dall'altro però anche utilizzata fortissimamente come strumento interno e di movimento per i cittadini residenti. Le 102 iniziative che animeranno il Fest si possono trovare nel sito fest-treviso-ostiglia.it. Modale gravel, quindi attività più dedicate ad un pubblico adulto, ma anche ad escursioni in bicicletta che portano e partono dalla Treviso-Ostiglia per poi invece portare fuori a vedere proprio quella ricchezza di patrimonio rurale che è tipico delle nostre campagne venete. Dal Parco del Sile ai Colli Iberici, passando per i Colli Euganei, è un territorio ricco quello che attraversa la ciclabile, lungo il quale è possibile anche noleggiare le biciclette o pernottare in punti di agio e campeggio bed and bike. Antica linea ferroviaria pesantemente bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale, i primi tratti della Treviso-Ostiglia sono stati aperti nel 2013. Si arriverà entro il 2025 a percorrere 120 km di ciclabile in sicurezza, asfaltata, parzialmente o anzi prevalentemente ombreggiata, ma soprattutto su sedime proprio.